I CAP, i centri per assistenza primaria, sono aggregazioni di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, medici di continuità assistenziale, che dovrebbero H24 prendere in carico i pazienti cronici. Sono stati inaugurati il 13 dicembre del 2016. Andiamo a vedere come stanno funzionando. Chiuso. Questi spazi attualmente sono utilizzati dagli amministrativi che erano al piano sottostante, perché a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione sono formate delle crepe ovunque, sia nel pavimento che nei muri. Adesso siamo all'ospedale maggiore, dove dovrebbero essere attivi il CAP del distretto 2 e il CAP del distretto 4. Vediamo se almeno qui troviamo qualcuno. Anche qui non ci risponde nessuno. A un anno dall'inaugurazione ancora i CAP non sono attivi.